Bentornati in questo appuntamento con le previsioni meteo. Nel corso dei prossimi giorni l'alta pressione si impadronerà dell'Italia, tornerà protagonista seppur in fase debole perché continuerà l'azione di una circolazione depressionaria sulla Francia che porterà delle correnti instabili, invierà queste correnti instabili verso la nostra penisola e a partire da nord-ovest e dalla Sardegna nel corso della giornata di domenica peggiorerà. Andiamo con ordine perché la giornata di sabato vedrà condizioni di stabilità con temperature quasi ovunque sopra i 24 gradi, soprattutto nella Val Padana e sulle zone interne del centro e del sud, picchi anche di 26 gradi sulla Sicilia. L'anticiclone garantirà quindi giornate stabili con tempo abbastanza soleggiato, tuttavia non mancherà qualche disturbo a carattere locale, soprattutto sulle Alpi occidentali nel pomeriggio e sulle zone interne. Possibilità di qualche piovasco sulle Alpi piemontesi lombarde, sulla dorsale tosco-emiliana e su quella laziale abruzzese, possibile anche sulle zone interne di Calabria, Puglia e Sicilia ionica. Temperature comunque nel complesso stazionarie e in media col periodo. Alla giornata di domenica trascorreremo una giornata all'insegna del bel tempo su gran parte delle regioni del nord Italia e soprattutto sul versante adriatico. Comincerà però a peggiorare sulle isole maggiori con piogge e alcuni temporali sulla Sardegna, in particolare su Cagliari a sud della Sardegna e sulla Sardegna settentrionale avremo occasione per sistemi frontali da ovest anche a carattere temporaleschi. Nel corso della giornata il peggioramento potrà estendersi entro la serata al nord-ovest e alla Calabria con piogge comunque di debole intensità. Saranno molto probabili le zone tirreniche a essere coinvolte nella nottata di lunedì, soprattutto tra Lazio e la Campania. Avremo il rischio di precipitazioni anche a carattere temporalesco tra Lazio e la Campania nella nottata di lunedì. Questa ovviamente è confermata. Lunedì sarà una giornata infatti in prevalenza molto più instabile su gran parte dell'Italia, soprattutto sul centro Italia e sulle zone del Lazio, della Campania, sul versante tirrenico e anche sulle regioni del centro-nord per l'arrivo di un fronte instabile. Il fronte instabile nella giornata di lunedì porterà la distribuzione di piogge e rovesci in marcia da ovest verso est con interessamento soprattutto del Triveneto entro la serata, quando già nel pomeriggio assisteremo alla formazione di temporali e rovesci sulle zone pianeggianti del Veneto centro-occidentale, in estensione poi al resto del nord-est. L'Emilia-Romagna sembra meno coinvolta dai fenomeni, così come le Marche. Qui risentiremo solo del passaggio di qualche rovescio, ma comunque davvero rapido. L'intensificazione dell'instabilità andrà a concentrarsi nella serata di lunedì, soprattutto al nord-est, mentre assisteremo a un miglioramento al nord-ovest, così come sul versante tirrenico. Nella giornata di martedì la perturbazione sfilerà verso est, verso i Balcani, lasciando però dietro una certa variabilità con la persistenza delle correnti umide instabili che coinvolgeranno soprattutto le regioni tirreniche e in parte anche il Triveneto, con qualche rovescio o temporale che riuscirà ad agire anche sulla Puglia e, come abbiamo detto, sulle zone balcaniche e sulla Grecia, possibili temporali. Alta pressione intanto di debole intensità potrà tornare a rimontare sulle due isole maggiori per portare un tempo sostanzialmente stabile, ma una circolazione, come si nota da ovest, la circolazione delle correnti umide atlantiche tornerà protagonista nel corso dei giorni successivi. Infatti a partire dalla giornata di giovedì sembra probabile un ritorno di nuova instabilità di matrice nord atlantica e quindi nuova instabilità. Andiamo a vedere però la giornata di sabato. Porterà delle condizioni, come abbiamo visto, di bel tempo con un weekend sostanzialmente stabile. Qualche piovasco abbiamo segnalato sull'Appennino tosco-emiliano, possibile nelle ore pomeridiane, anche sulle Alpi occidentali e così come anche sull'Appennino meridionale, possibili locali piovaschi anche sulla Campania e sulla Sicilia, soprattutto quella settentrionale. Condizioni di stabilità invece altrove con ampi spazi soleggiati, soprattutto sulla Val Padana centro-orientale e sulle zone adriatiche e quelle tirreniche. Nella giornata di domenica tempo che comincerà ad instabilizzarsi soprattutto sulla Sardegna. Infatti comincerà a peggiorare nettamente soprattutto su Cagliari, la zona più esposta al momento dal rischio di precipitazioni più intense, possibili accumuli a causa dei temporali anche oltre i 20 mm. Sul resto della Sardegna continuerà a peggiorare fin dalla nottata, avremo precipitazioni a carattere di rovescio e temporale che persisteranno fino alle
le ore pomeridiane. Tempo in prevalenza un po' più stabile sulla Sicilia meridionale, ma l'aumento della nuvolosità potrà favorire la comparsa di piovaschi tra la Sicilia settentrionale e la Calabria nel corso delle ore pomeridiane. Invece altrove prevarrà bel tempo, soprattutto sulle regioni del versante adriatico e sull'Appennino tosco-emiliano. Primi accenni di instabilità si verificheranno nel pomeriggio e nella serata sull'Appennino occidentale e sul Piemonte occidentale per l'ingresso delle correnti umide atlantiche e dell'intensa perturbazione che colpirà lunedì il nord Italia e il versante tirrenico. Domenica è stata emessa una allerta arancione per quanto riguarda la Sardegna meridionale per il rischio di temporali anche di forte intensità che poi andranno a dirigersi verso il basso Tirreno per portare poi della instabilità nella giornata di lunedì verso le regioni della Campania e del Lazio, mentre altrove non avremo nessuna allerta. Questo tipo di allerta è stata emessa come anticipo. Lunedì invece avremo l'instabilità un po' più diffusa sul versante tirrenico e soprattutto sul nord Italia, sulla Val Padana centro-orientale viene emessa una allerta sulle aree a nord del Po per intensi temporali e quantitativi di pioggia anche superiori ai 30 mm al momento stimati sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia, le aree più a rischio per le precipitazioni intense. Sul resto del nord Italia avremo il passaggio nel corso della nottata mattinata al nord-ovest della perturbazione che porterà a dei rovesci localmente moderati, soprattutto sulle prealpi piemontesi e poi quelle lombarde, ma tenderà a migliorare sul nord-ovest a partire dal pomeriggio con graduale cessazione dei fenomeni più intensi anche sulla Liguria e sull'Alta Toscana, possibilità di temporali anche intensi. Il passaggio di un QLCS è possibile, quindi un sistema temporalesco con una linea di più celle temporalesche, interesserà invece tutto quanto il versante tirrenico con la possibilità quindi di temporali localmente forti associati a grandinate comunque di piccole dimensioni. Possibilità per qualche temporale sulla Sardegna settentrionale nel corso della nottata. Nel corso della giornata potrà interessare nel pomeriggio anche la Sicilia di qualche temporale, soprattutto per la convergenza dei venti da sud-ovest che trasporteranno aria più umida e quindi potranno innescarsi dei temporali su tali aree. Nella Puglia e così come anche sull'Appennino meridionale avremo occasione per temporali a carattere di forte intensità, soprattutto ricordiamo sulla Puglia, inclusa anche Taranto, e sulla Calabria, specie quella ionica. Un po' meglio il tempo lungo il medio versante adriatico, ove avremo un po' più di schiarite. Nel corso della giornata di martedì avremo ancora tempo instabile e variabile sulle regioni del nord-est lungo il versante adriatico, ma continueremo ad avere tanta dinamicità nel corso della settimana. Rimani come sempre aggiornato per non perdere i prossimi contenuti.